Diamo il via al nostro consueto appuntamento di racconto delle bellezze della città che facciamo con il nostro architetto del cuore, Augusto Ressa. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Allora, oggi parliamo di Circum Mar Piccolo e dintorni, perché abbiamo una meraviglia proprio sotto gli occhi e spesso non la conosciamo, architetto. Sì, noi fino ad ora abbiamo parlato della città dal suo interno, ma è il caso di osservare anche l'Interland, soprattutto tutto ciò che è immediatamente al di fuori della città, no? Nella vasta campagna che circonda il Mar Piccolo. Soprattutto questo è il luogo ameno della nostra città, ed è poi la peculiarità della nostra città, il fatto di avere un mare interno che è davvero straordinario. Forse alle volte noi non ci rendiamo conto perché siamo abituati a questa particolarità, a questa bellezza, però è il caso che noi invece la scopriamo ogni giorno di più. E intorno a questo Mar Piccolo ci sono ancora delle testimonianze importanti della storia della nostra città e di come soprattutto le famiglie patrizie della nostra città, che avevano i loro palazzi all'interno della città vecchia, chiusa, come voi ben sapete, dalle mura difensive. Dicevo, queste famiglie patrizie avevano eletto il Mar Piccolo come luogo per la villeggiatura, anche perché lungo il Mar Piccolo avevano i loro grandi appezzamenti di terreno, le loro masserie, eccetera. E oggi è ancora possibile godere di queste bellezze e anche in parte visitarle. Allora, la prima che incontriamo sulla strada per San Giorgio, per intenderci, è la villa Cimino del barone Pantaleo. Era di fatto la casa di vacanze annessa a tutti i terreni, perché erano molto vasti i terreni del barone Pantaleo. Dicevo, la casa di vacanze della famiglia Pantaleo. È una costruzione che risale nel nucleo più antico al Settecento, ma nell'allestimento che adesso noi possiamo vedere abbiamo proprio le linee di un'architettura della prima metà dell'Ottocento, addirittura con rimandi alle architetture mitteleuropee. È davvero una delle costruzioni più eleganti del nostro territorio, perché è una villa che presenta una sua simmetria, delle archeggiature splendide, vetrate, che guardano verso il mare, verso i parchi, perché questa villa dispone di parchi, proprio di parchi attrezzati con fontane, con sculture. Insomma, è davvero un luogo magico, un luogo meraviglioso, che peraltro è stato perfettamente restaurato dagli eredi che tuttora la abitano. Quindi non si può vedere, resta una villa privata, architetto, non è possiamo privata, però è un ogni immobile tanto vincolato e quindi come tale l'immobile periodicamente deve essere aperto al pubblico, naturalmente nelle parti meno private dell'abitazione. E la villa Pantaleo, peraltro, è anche adibita periodicamente, su richiesta, anche per ricevimenti e per incontri culturali nelle parti del piano terra, non nella parte superiore dove invece c'è l'abitazione vera e propria. Ho capito. Subito dopo troviamo un altro splendido elemento. Ecco, noi percorrendo la Circum Mar Piccolo, quindi sul secondo seno del Mar Piccolo, superata la Palude la Vela, la zona umida della Palude la Vela, noi incontriamo un piccolo convento, che è il convento dei Battendieri, che viene praticamente costruito a fine Cinquecento in corrispondenza di una torre di avvistamento che era di proprietà, in un terreno che era di proprietà della famiglia Marrese, che è una famiglia potente, ricchissima, di quella di Taranto, che dona questa torre, il terreno che peraltro è solcato da un fiumiciattolo, il Cervaro, lì c'è una sorgente straordinaria di acqua dolce, viene donato ai frati cappuccini perché potessero realizzare la gualchiera. La gualchiera, che tuttora esiste ed è davvero una cosa straordinaria, è una piccola costruzione, una sorta di lavatrice, ecco, diciamo così, che sfruttando la presenza dell'acqua che sorge proprio in quella zona dava la possibilità di muovere dei magli che battevano le lane, che servivano per la realizzazione dei sai, quindi ammorbidivano le lane con questo sistema, ed è quella la gualchiera. Ecco che cosa serve, ed è tuttora visitabile e molto interessante. Più avanti poi devo andare veloce perché noi abbiamo poco tempo, lo so, più avanti abbiamo forse il complesso più interessante sul Mar Piccolo, che è la masseria
e con annessa basilica addirittura di San Pietro sul Marpiccolo, Marpiccolo, che adesso è un grande albergo, un albergo con molte stelle, a dire la verità. Anche questo è stato restaurato di recente, ristrutturato di recente, e ha messo in luce questa splendida basilica a tre navate dell'XI secolo. È davvero una cosa sorprendente, ed era rimasta peraltro in abbandono per tanto tempo, suddivisa questa basilica in più parti, perché era utilizzata anche come ricovero per gli animali, per gli attrezzi, immaginate un po'. E invece è una basilica di tale importanza che addirittura conserva l'abside centrale di questa splendida basilica a tre navate, con un affresco sempre databile XII secolo, dove è presente questo Cristo benedicente in un nimbo colorato, sorretto da angeli e con una schiera di santi nella parte inferiore, inserita nel paradiso terrestre, rappresentato da questi alberi stilizzati. Davvero una cosa straordinaria che vale la pena di visitare. D'altra parte, pur essendo un albergo, è possibile accedere, perché anche questo immobile di grande importanza è un immobile che è stato vincolato, e quindi è un monumento di fatto nazionale che è patrimonio della nostra città. Grazie per averci portato da quella parte lì, insomma, sulla Marpiccolo, secondo Seno, ci ha fatto viaggiare con la fantasia. Io conosco solo uno di questi tre posti, ma a questo punto avrò le orecchie tese, perché è la prima possibilità utile per poter andare a visitare il resto, bisogna farlo. Non dimentichiamoci un'altra cosa, che lungo quest'arco del Marpiccolo ci sono i famosi uliveti secolari degradanti verso il mare, che sono un'altra peculiarità del nostro paesaggio. Quindi è il caso di passeggiare fra gli ulivi e di visitare questi splendidi monumenti. Che bello, va bene. Grazie all'architetto Augusto Resta per averci fatto sognare stamattina, e sono cose a due passi da noi, questo è importante dirlo, fanno parte della nostra storia, della nostra cultura, sono Taranto. Ecco, quando ogni tanto ci lamentiamo che non c'è nulla, oppure insomma non è così, c'è tanto, è che non lo conosciamo. Ecco, invece grazie a lei stiamo imparando anche a scoprire tante cose nuove. Grazie mille per essere stato con noi anche oggi. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.